Buonasera a tutti amici azzurri, è sempre Forza Napoli, voglio sempre, comunque e dovunque, perché tutto questo è sempre munnezza e sicchimento. Ragazzi, io avevo detto ci sentiamo all'inizio di campionato, però questo video lo faccio particolarmente per il nostro Ciro. Poi ci sentiamo all'inizio del campionato. Voglio fare una promessa a Ciro. Senti Ciro, spero che questo mio messaggio ti arrivi a te direttamente e te lo fanno ascoltare. Ascoltami bene queste parole. Ciro, tu non mi conosci, io mi presento, io sono con schifo vichingo rubentino, so chi che fa video è schifo, è morto e rubentino, ovviamente credo anche tu, però voglio una promessa a te. Tu ti ripigliamo presso, quando chiamo presso, e io ti faccio una promessa. E ogni promessa mia è debito. Farò di tutto. Quando torni a casa, che stai in convalescenza a casa tua, farò di tutto per farti portare la Coppa Italia a casa tua. E là te la voglio far alzare a te. Farò di tutto. Parli personalmente, lo scrivi il presidente. Si può fare questa cosa. Tutto si può fare. Però una cosa me la prometto, è lottare. Devi lottare come stai lottando, Ciro. Come stai lottando adesso devi lottare. E i parole schifo vichingo, rubentina e sicché merda che sono, ti prometto che ti faccio portare la Coppa Italia dove abiti tu a Scampino, dai giocatori del Napoli. Se te perdono non muoio, se te perdono. Farò di tutto, parlo con il presidente, non so con chi parlerò, ma farò di tutto per far portare la Coppa Italia, perché che la Coppa Italia, se tu la vinci, se tu la alzi, scusami, vuol dire che hai vinto due cose. A battaglia va a vincere e hai vinto la Coppa Italia, a tu, che quella Coppa Italia là è dedicata a te. E io da tifoso azzurro, da innamorato del Napoli come te, malato del Napoli, per il Napoli ci piango come piangi anche tu, come piangono tutti i tifosi azzurri, che ho fatto sta promessa qua. Ciro, mo sta a te mantenere la tua promessa di lottare per la vita. Forza Ciro, forza, non mollare che la Coppa Italia t'amma venire a portare fino a casa, parola mia. Un bacione Ciro, spero che questo messaggio lo ascolti e un giorno ci stringeremo la mano io e te, perché da quel giorno là la mia goduria è sempre a metà con il Napoli, perché ci stai sempre tu qua, vedi? Vedi questo è un cuore azzurro, bianco azzurro, un cuore Ronaldo, e tu stai a inno, perciò Ciro, forza, non mollare, che la Coppa Italia e da venire a casa tua, a Izz sta Coppa Italia, ma la soddisfazione è da venire a casa tua, parola mia, farò di tutto, tutto, e ovviamente cercherò aiuto agli amici miei azzurri, a chi è giudice, però la promessa te la voglio mantenere, però tu mi mantenere la promessa, e lottare Ciro, e lottare, non devi mollare, non devi mollare, e ricordati una cosa, sempre e solo Forza Napoli, Ciro, sempre, comunque e dovunque, perché tutto il resto è munnezza, come è munnezza, lusicchi e merde di sangue, che ti ha sparato. No, un bacione Ciro, non mollare, buona guarigione, ti voglio bene, e Forza Napoli Ciro, ciao amici azzurri.